San Valentino e noi immaginiamo cosa t'ha regalato il Gino. Sì, il Gino. Sì. Cosa ha avuto che mi ha regalato, caro? Leo Ruseno. Non sa neanche che è San Valentino ancora. Ma come no? Addirittura, Stamattina, quando sono andato in camera, che ho spalancato le finestre, lo squarto, quell'ago ho detto, Gino! Svegliati, ho detto, sento che giorno l'è ancora? Ma guarda, mi ha detto, sì, l'è luni. Ruseno non sa niente non mi regala. Mamma mia. Invece mi ho fatto Qatar e il pacchettino con regala rente la scudella del caffè latte. Quando le venuto a far colazione e il pigiama fin qua. Perché... Bella immagine, sì, il pigiama fin qua perché il dice che de notte se no si squarza il ciappafreddo. Dai in giro di scotch da pacchi. E sa sentà. L'ha visto la scudella del latte che aveva ancora io cimbogonà. La sa messo a posto insomma. Ecco, ha fatto così si è messo a posto, insomma, con regalare una bella pancera dell'ana, lana fuori e cotone sulla pelle, che è lì del dottor Gibaud. No? Ma da quanti anni è che state assieme? Non ne conto più. Primo viaggio assieme dove l'avete fatto? A Cartagine? Mi dico l'avevo fatto con l'elefante che era Annibale. Se non andava dalle piramidi. In costruzione. Era ancora il cantiere, che ancora i geroglifici dei pensionati egiziani messi così. È un'usanza antica, insomma. Maria si togli. Tu sei fuori. Beh, insomma, a proposito di San Valentino, invece, ieri sono andato in Via Nova a accompagnare la Dorina che andasse a caricare il regalo per il suo nuovo moroso. Un altro nuovo. Le 2 settimane che la discorre con uno. E con uno deve essere una nuova. Sì, caro, quel sì che sta bene. Lei in pensione prima faceva il controllore sui treni. E si chiama Mario, ma le chiama biglietto prego. Sì, perché qua sotto il candente da solo. E allora quando le vede, gli dà il biglietto. Biglietto prego, lui col dente. No, ma... Il dente che oblitera. Non ci posso credere. Mamma mia. Beh, insomma, se mandasse a carga sto regalo per San Valentino, una disperazione. La Dorina è sempre indecisa. Che toga una camicia, toga una camicia, azzurra no perché dopo che ricorda quando che faceva il controllore. E bianca no perché la si sporca subito. E poi tolemo che è un taccuin, e il taccuin no perché sennò pare che dopo sono insieme a lui solo perché il gay per i soldi, è vero, sì. Allora poi toga un profumo, e il profumo no perché pare che dica che spussa. E toga una cintura, e la cintura no perché porta le tiracche, toga le tiracche. E no perché lui che piace quelle che si intende lui le costa una motta di skate. E ho detto toga un cappello. E il cappello no, perché sennò poi quando va via in macchina dalle drighe che sono e che dice su al vecchiotto col cappello, insomma, alla fine non si avesse tolto, ho detto Dorina, decidete che la casa metta sul brodo. Insomma, alla fine l'ha fatto una busta che si trova qualche volvula. Non so più sa fare quella, lei è una gatta. Una gatta morta perché, però mi sa che perché l'ha voluto fare che regala anche a quel che la discorea fia 15 giorni fa. È furba, sì, al Plinio. Diciamo a Plinio, come on and twist again. Perché? Perché quando te parla è una specie di ticchio che fa così. Allora, come on. Vabbè. E invece che arrivare a regalo alla Dorina da uno, che non l'ha mai desmentegato, non è sta buona di smentegarsi dalla Dorina. Non si rassegna. È il che fa stalker su WhatsApp. È stalker! Bell'uomo per quella. Si chiama Ernesto, ma le chiama ristorante indiano. Perché? Scusa, perché? Aspetta. Adesso sono già preoccupato. Sentiamo perché. Ristorante indiano. Perché ha la pressione alta, no? Allora al mattino se mangia un spicco di aglio.
abbiamo capito, insomma, dai. Vabbè. Ciao! Grazie, Nella. Ciao, buon San Valentino a tutti. Buon San Valentino, innamorati. grazie anche a te. In collaborazione con Roldo e Carrozzeria Verona. Vado sicuro. Mototaxi, i fattorini di Verona. Airforte, la Fal.0 Serramenti.